perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni, sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Abbiamo parlato del campionato di Serie D, del campionato di eccellenza e oggi concludiamo con la presentazione dell'Aci Sant'Antonio che per questa stagione disputerà il campionato di promozione. L'avventura dell'Aci Sant'Antonio sta per partire, vedo che c'è un gruppo molto forte, un allenatore che confermerà sicuramente quello che di buono ha fatto lo scorso anno, il gruppo dirigenziale che ha degli obiettivi ben chiari, insomma sarà un Aci Sant'Antonio quasi da battere nel girone C del campionato di promozione? Noi ci saremo sicuramente, abbiamo riconfermato tutti i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto benissimo arrivando quarti e uscendo nella semifinale playoff. Inoltre abbiamo preso un po' di ragazzi non tantissimi ma di qualità che nei ruoli giusti ci daranno sicuramente una mano in questo campionato che sarà durissimo per tutti. È un girone C certamente molto ingarbugliato, sono tantissime le squadre che aspirano a vincere appunto il girone per poi sbarcare nel campionato di eccellenza molto più importante. Avevate un progetto di ripescaggio ma lo avete messo da parte perché poi alla fine vincerlo sul campo il campionato è certamente più bello. Assolutamente sì, noi avevamo fatto anche avevamo quest'idea. Poi dopo abbiamo cominciato un po' a rivedere i nostri piani e alla fine abbiamo detto abbiamo un'ottima squadra già l'anno scorso, molto giovane e rimane giovane e quindi perché non continuare con questo che era il nostro progetto, tra l'altro un progetto che coinvolge ancora di più i ragazzi, ma nello stesso tempo contiamo di coinvolgere anche ulteriormente la cittadinanza che si sta avvicinando a questa squadra di ragazzi, molti dei quali sant'antonesi o delle zone limitrofe, quindi ci saremo anche noi a dare battaglia nei campi di calcio. Un'identità importante, parliamo di Aci Sant'Antonio, struttura che conosciamo benissimo, che è veramente un punto di partenza anche per un progetto importante per le prossime future stagioni. Assolutamente sì, si parte da questa meravigliosa struttura che ritengo che solo pochi possano avere in questo diciamo, contesto areale che è l'area etnea,
Chiaramente ci vuole tanta manutenzione, e da questo punto di vista ringrazio l'amministrazione comunale che ancora una volta nella persona sia del sindaco Quintino Rocca che dell'assessore Salvo Sorbello ci stanno vicini. Inoltre anche la ditta che è manutente il campo, la Pia Green, che indipendentemente dai contratti certe volte ci dà una mano a migliorare la struttura. Quindi Pia Green, che tra l'altro è di Aci Sant'Antonio, quindi immaginate voi, noi viviamo in un contesto favorevole sia sotto l'aspetto, diciamo, dell'ambiente calcistico, ma anche quello dell'ambiente, quindi sotto l'aspetto sociale. È ovvio che cerchiamo di migliorare sempre più. Le piccole deficienze che abbiamo avuto l'anno scorso le abbiamo colmate, stiamo migliorando nelle posizioni, apriremo anche una scuola calcio, nel futuro speriamo di poter aprire anche il settore giovanile nei giovanissimi e gli altri. Chiaramente noi cominceremo a piccoli passi, step by step, senza andare oltre, fare il passo più lungo rispetto alle nostre gambe, perché è fondamentale anche mantenere la sostenibilità, la trasparenza e la capacità di lanciare tanti giovani. A proposito di progetti innovativi all'interno del gruppo dirigenziale, l'arrivo di Fasone probabilmente è la ciliegina importante per questa stagione 23-24. Certo, Giuseppe Fasone, amico mio da vecchia data, nel momento in cui ho saputo che lui andava per via dalla Cireale Calcio, ho cercato di coinvolgerlo perché ha un know-how che a noi mancava. Quindi lui ha un'esperienza consolidata in tanti anni e quindi ci può aiutare nell'organizzazione, nella capacità anche di avere interconnessioni con altre società, perché non dimentichiamo chi ha gestito per molti anni un certo contesto, tra l'altro di Serie D, può darci una mano nel coinvolgere poi anche la collettività verso il nostro progetto. È fondamentale, cioè avere persone che completino quello che noi abbiamo cominciato, secondo me è fondamentale. Poi Giuseppe ha questo grande entusiasmo che non era da tempo, devo dire che non gli vedevo gli occhi, anche perché è stato sicuramente massacrante la sua presenza all'interno del contesto acireale, a cui auguro come società sorella le migliori fortune, perché Acireale è vicina a noi in un'altra categoria e noi stimiamo coloro i quali hanno un livello superiore. Speriamo un giorno, chissà, di poter, non dico arrivare là, ma comunque avvicinarci molto. Siamo con Mattia Leotta, esperienza importante per aiutare questo Aci Sant'Antonio, magari chissà, per raggiungere un sogno, quello dell'eccellenza. Sì, salve, io quest'anno sono arrivato qui, sono innanzitutto orgoglioso perché la società mi ha voluto, mi ha cercato e sono orgoglioso di questo e contento anche di far parte di questa società. Ho trovato un gruppo che comunque è abbastanza coeso, un gruppo che già l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quindi quest'anno cerchiamo di migliorare il piazzamento dell'anno scorso. E ci vuole per vincere questo campionato di promozione? Continuità, gruppo e poi sperare anche di giocare bene, perché gli avversari, soprattutto in questo vostro girone, sono certamente di grande qualità. Sì, come abbiamo ben visto è un girone quest'anno abbastanza duro, squadre abbastanza attrezzate e quindi non è facile. Per vincere bisogna, come ha detto lei, innanzitutto il gruppo è fondamentale e poi il campo. Bisogna allenarsi a 1000 tutti i giorni e poi guardare partita dopo partita.
La tua carriera aveva preso una strada particolarmente importante, un infortunio, ritornare indietro certamente è sempre molto difficile. Quanta determinazione ci vuole adesso per riconquistare anche una certa posizione nei favori anche degli addetti ai lavori? Ma sicuramente un infortunio come quello che ho avuto, purtroppo si sa, per chi lo ha passato non è facile. Però stiamo cercando di lavorare, sto cercando di lavorare bene, sodo, per cercare di riconquistare quello che comunque avevo fatto fino a un anno e mezzo fa. E per quanto riguarda questa stagione? Sì, stiamo lavorando perché comunque, come ho detto prima, è un gruppo che già l'anno scorso ha lavorato tanto, quindi sto cercando di inserirmi nelle idee soprattutto che ha il mister, quindi però sono fiducioso perché mi trovo abbastanza bene con tutti e quindi sono fiducioso di questo. Capitano lo scorso anno, capitano anche per quanto riguarda la stagione 23-24, Agostino Gallo, un ACI Sant'Antonio che certamente darà fastidio a molti perché è un girone importante, difficile, ma so che vi state preparando alla grande. Innanzitutto buonasera a tutti, sì, abbiamo visto l'altro giorno è uscito il calendario, molte squadre di Messina e come abbiamo visto l'anno scorso il campionato non era molto facile, infatti ogni domenica era sempre una battaglia, quest'anno ci ripeteremo e cercheremo di fare meglio dell'anno scorso. Qual è il tuo grande sogno? Portare finalmente questo ACI Sant'Antonio in eccellenza, ritornare in eccellenza con l'ACI Sant'Antonio? Diciamo che l'ACI Sant'Antonio merita categorie superiori, quindi quest'anno mi auguro, io da capitano, sarebbe molto importante e molto bello portare questa squadra in alto. Il gruppo dei giovani come si sta integrando all'interno della squadra? No, ma tra di noi non c'è grande e piccolo, noi siamo un'unica famiglia, quindi anche il più piccolo noi lo adattiamo, lo curiamo, Ve lo coccolate? lo coccoliamo, esatto, quindi siamo una grande famiglia, ecco, e questo. Sei fiducioso? Sì, sono molto fiducioso, siamo partiti bene, anche se è una settimana che lavoriamo, ma abbiamo visto che stiamo lavorando intensamente, abbiamo fatto anche qualche amichevole, già abbiamo visto le qualità che abbiamo. Siamo vicini all'ACI Sant'Antonio Calcio così come a tutte le realtà sportive del territorio. Sicuramente l'ACI Sant'Antonio quest'anno almeno i dirigenti ci dicono che stanno preparando una stagione ad alti livelli, quindi anche noi ci siamo attrezzati per cercare di mettere a disposizione la struttura nel migliore dei modi per questa stagione calcistica che speriamo possa vedere anche l'ACI Sant'Antonio protagonista nel proprio girone di categoria. Questo è un campo importante, un campo in erba, ormai siamo tutti orientati verso il sintetico, quando esiste una realtà come quella di ACI Sant'Antonio ci fa piacere, ma sappiamo benissimo che i costi di gestione sono considerevoli. Sì, in effetti mantenere questo manterboso è qualcosa che costa all'amministrazione, però devo dire che abbiamo un ritorno, non ultimo il Catania Calcio ci ha chiesto di potersi allenare qui e noi abbiamo già dato il nulla osta, fermo restando degli interventi straordinari che la società che si occupa della manutenzione del manterboso si prenderà cura di effettuare qualora il Catania decidesse di venire qui. Ci ha fatto una richiesta fino al 30 settembre perché il Cibali e il Cibalino che ancora sono in una fase di ristrutturazione anche loro, quindi con molto piacere è venuto il mister, è venuto il vicepresidente Grella a visionare il nostro manto e ci hanno fatto questa richiesta e noi come amministrazione ci siamo sentiti anche in dovere verso una società che oggi milita in campionati importanti di ospitarli qui ad ACI Sant'Antonio. Tenendo presente che comunque un campo in erba è sempre un campo in erba, il progetto sintetico è stato valutato anche per i prossimi anni oppure ancora è un progetto messo dentro un cassetto? Allora, il progetto sintetico è già stato finanziato. Già nel 2022 abbiamo avuto un finanziamento di quasi 850.000 euro che poi purtroppo per i
periodo del Covid e quant'altro non è stato possibile realizzare. Questo progetto e questo finanziamento sono andati a finire in un fondo che si chiama Progetto per il Sud. All'epoca presidente Musumeci, tutti questi finanziamenti che non fu possibile realizzare per motivi di come andarono a finire in questo fondo, e quindi quest'anno sapremo alla Regione Siciliana se questi finanziamenti potranno essere rimessi a disposizione dei comuni, delle società, di chi ne ha fatto richiesta, e quindi nulla toglie che potremmo anche attingere a questo finanziamento importante per trasformare il comunale dall'erba naturale in sintetico. Sicuramente l'ACI Sant'Antonio, ma così come tutte le società sportive, hanno bisogno del supporto dei tifosi, soprattutto quelli locali. Lanciamo questo appello a tutti coloro che vogliono stringersi alle società sportive, in particolar modo all'ACI Sant'Antonio Calcio. Quest'anno, mi diceva poco fa, parlavo con dei dirigenti, hanno la fortuna di avere quasi 7, 8, 11 ragazzi che sono dal territorio, quindi santantonesi, acesi, e questo fa molto onore a una società che comunque punta sui giovani e punta sui ragazzi, a valorizzare i ragazzi del territorio.